Siamo a Comago, Genova, ristorante Il Cigno Nero. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Io sarei pronta per una nuova ricetta. Allora, siamo pronti per una nuova ricetta, sempre una cosa sfiziosa. Sì? Un tortino di cipolle. Quindi una rivisitazione della torta pasqualina, cambia semplicemente l'impasto, ma cambia soprattutto la forma. Effettivamente la torta pasqualina è Sì, grande. perché abbiamo pensato che sarebbe stato più simpatico per i nostri clienti, anziché offrire il classico trancio di torta, offrire ad ognuno la propria tortina. Ma che meraviglia! Per cui facciamo queste tortine monoporzione, sono delle mini pasqualine. Che rimane la parte croccante. Che rimane la parte croccante. E anche questo poi è un piatto che viene completato con palline di riso, con latte brusco, e diciamo anche questo è un piatto che sta avendo molto successo. Preparazione con la pasta sfoglia, il ripieno di cipolle e funghi, poi viene coperto, una spennellatina di uovo e poi in forno. Che meraviglia! Molto semplice e molto gustosa. Che poi io assaggio. Che poi assaggeremo. Anche in questa ricetta so che ami abbinare dei vini locali. Sì, giusto? certo. In questo caso si può anche abbinare un vino più rosso, un rossese, oppure abbiamo molto buono un ciliegiolo del Tigullio, che è un vino ancora poco conosciuto ma molto aromatizzato, molto buono. Si fa sia la base che ovviamente la copertura. E anche il tortino è pronto, un profumo delizioso. Anche il tortino è pronto, anche questo completato con una pallina di riso e un po' di bacon fatto al forno, Mamma questo mia. caldo, e un po' di una salsina che è una maionese con un pizzico di curcuma che dà un pochettino di piccantino, appena. Non è facile stare qui senza azzannare il vassoio. Allora, qui abbiamo delle birre invece. Sì, perché come abbiamo detto prima, anche per quanto riguarda le birre ci appoggiamo al territorio. Sì. Quindi abbiamo delle ottime birre prodotte qua proprio anche a pochi chilometri da noi. Sì. E anche queste sono eccezionali e abbiamo un gran riscontro. Birrificio in Genova. Esattamente. Queste sono solo due, abbiamo altri tipi di birra ovviamente. Insomma, ce n'è per tutti i Ce n'è gusti. per tutti i gusti. E poi l'altra cosa che mi piaceva dire è che questi due piatti che abbiamo visto fanno parte del nostro piatto unico alla Cigno Nero. L'antipastone. È nato come antipastone, in realtà poi è un pasto completo. È diventato un perché piatto è un menù fisso dove noi portiamo il tortino, lo stecco fritto, il tagliere di salumi di Sant'Olcese, perché ovviamente siamo Sant'Olcese, per rimanere in linea con la nostra politica del territorio non potevamo non mettere una selezione di vari salumi prodotti qua in loco, la lingua e il coniglio fritto. Tutte queste portate ce n'è per tutti i gusti
e diciamo fanno praticamente un menù completo, un pasto completo. Poi alla fine ci si può aggiungere un dolcetto, sempre fatto da noi.